Immagina un mondo dove lo Stato non esiste, dove un giudice non decide chi ha ragione e chi ha torto, dove la giustizia non passa per un'aula di tribunale, ma per la canna di un fucile. Immagina un codice d'onore così ferreo che un padre può essere costretto a uccidere per vendicare un figlio, e quel figlio un giorno dovrà vendicare il padre. Una catena infinita di sangue che si tramanda di generazione in generazione, come un'eredità maledetta. Non sto parlando del Medioevo, sto parlando della Sardegna, della Barbagia, degli anni 60, 70, 80, l'altro ieri praticamente. Oggi ti racconto la storia della faida barbaricina, una guerra silenziosa durata oltre 60 anni, che ha lasciato sul campo centinaia di morti e un'intera comunità segnata per sempre. Ma non è solo una storia del passato, perché le dinamiche che hanno alimentato quelle faide sono le stesse che oggi scatenano le guerre tra bande, nelle periferie delle nostre città. Dunque, cos'era la faida? La parola sarda è disamistade, inimicizia mortale. Ma non stiamo parlando di semplici risse o vendette casuali, stiamo parlando di un sistema giuridico parallelo, con regole precise, tramandato oralmente da generazioni. Il sociologo Antonio Pigliaru lo ha definito il codice barbaricino, un ordinamento giuridico non scritto che governava la vita della Barbagia, sostituendosi completamente lo Stato italiano. E qual era la regola fondamentale? Articolo 1. L'offesa deve essere vendicata. Vediamo ora come funzionava il meccanismo con un esempio concreto. Immagina un pastore a cui viene rubato il bestiame. Oggi chiameresti i carabinieri, giusto? Ma in Barbagia, negli anni 60, chiamare lo Stato significava disonorarsi. Significava ammettere pubblicamente di non essere in grado di difendere ciò che è tuo. Quindi cosa succedeva? Il pastore derubato doveva ristabilire il suo onore, non recuperando le pecore, ma lavando l'offesa con il sangue. E così partiva la spirale. L'offesa iniziale, un furto, uno sgarbo, un'offesa percepita. E poi la vendetta. La famiglia offesa uccide un membro della famiglia offenditrice. La controvendetta. La famiglia colpita deve rispondere, altrimenti perde l'onore. L'escalation infinita. Ogni omicidio genera l'obbligo morale di un nuovo omicidio. I figli vendicavano i padri, i nipoti vendicavano i nonni. La memoria del torto si tramandava come un testamento di sangue. Non era anarchia, era un sistema. E qui arriviamo al punto più inquietante. La disamistade non era caos, era un sistema ordinato, con regole precise che tutti conoscevano e rispettavano. C'erano limiti. In teoria, donne e bambini non dovevano essere coinvolti. La vendetta doveva essere proporzionata, ma soprattutto la vendetta era un dovere sociale, non una scelta personale. Se tu non vendicavi un'offesa a tua famiglia, eri tu a perdere l'onore. Diventavi un vigliacco agli occhi della comunità. Eri escluso, disprezzato, annullato socialmente. Ti suona familiare? Dovrebbe, perché è esattamente la logica del rispetto che governa oggi le gang giovanili. Il caso più famoso è quello di Orgosolo, il paese che è diventato il simbolo stesso della faida barbaricina. Dal 1905 al 1917 due famiglie si sono massacrate a vicenda con una ferocia che sconvolse persino una società abituata alla violenza. Circa 40 omicidi in poco più di 10 anni, in un paese di poche migliaia di abitanti. Le strade d'Orgosolo erano un campo di battaglia, nessuno usciva disarmato. Le donne avevano paura a mandare i figli a scuola, gli anziani si chiudevano in casa al tramonto. Arriviamo ora al periodo storico del processo di Sassari, 1917. E qui succede una cosa incredibile. Lo Stato italiano decide di intervenire. Arresta i protagonisti della faida e li porta a processo a Sassari. È lo scontro finale tra la legge dello Stato e il codice barbaricino. E chi vince secondo te? Gli imputati vengono completamente assolti. La Corte di fatto riconosce la legittimità del codice della vendetta. Lo Stato italiano perde in tribunale contro un sistema giuridico tribale. Pensaci un attimo. Nel 1917, mentre in Europa infuriava la prima guerra mondiale e il mondo si modernizzava, in Sardegna un tribunale dello Stato riconosceva che la vendetta di sangue era legittima. Cosa ci dice questo? Ci dice che quando un sistema di valori è radicato abbastanza profondamente in una comunità, nemmeno lo Stato riesce a spezzarlo. E questo vale anche oggi. Negli anni 60, 70 e 80 la Barbagia vive il suo periodo più buio. Non solo le faide tradizionali continuano, ma si intrecciano con un nuovo fenomeno, l'anonima sequestri.
In quegli anni la Sardegna diventa la capitale mondiale dei sequestri di persona. Imprenditori, bambini, turisti vengono rapiti e tenuti prigionieri per mesi nelle montagne della Barbagia, mentre le famiglie pagano riscatti milionari. E cosa succede quando girano tutti quei soldi? Nascono nuove faide, non più solo per l'onore o per il bestiame rubato, ma per la spartizione dei profitti dei sequestri. Famiglie che prima collaboravano diventano nemiche mortali. La violenza esplode. Parliamo di centinaia di omicidi in pochi decenni, e non solo al Gosolo, ma Moiada, Fonni, Nuoro, Oliena, Dorgali, Orosei. Ogni paese della Barbagia ha la sua faida, i suoi morti, le sue vedove vestite di nero. In alcuni paesi la popolazione maschile si dimezza. Intere generazioni di uomini scompaiono, uccisi in agguati, fucilati alle spalle, sterminati in vere e proprie esecuzioni di massa tra clan. E in tutto questo nessuno parla. L'omertà è totale, assoluta, inviolabile. I carabinieri arrivano sulla scena di un omicidio e trovano un paese cieco, sordo e muto. Tutti hanno visto, tutti sanno che è stato, ma nessuno dice nulla. Perché parlare con lo Stato significava tradire, e tradimento si paga con la vita. Secondo te cos'è più forte? La paura della legge o la paura della comunità? Forse già da un po' ti starei chiedendo perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, perché la faida barbaricina non è solo storia antica, è un archetipo che si ripete ancora oggi sotto forme diverse. Ieri il pastore difendeva il suo Saltus, il suo territorio di pascolo. Era la sua identità, la sua sopravvivenza, il suo onore. Oggi le bande difendono il loro quartiere, la loro piazza di spaccio. Invadere quel territorio è un'offesa che richiede una risposta violenta. La logica è identica, cambia il contesto, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Il territorio non è solo uno spazio fisico, è un'estensione della propria identità. Ieri rubare il bestiame non era solo un danno economico, era un'offesa all'onore che doveva essere lavata con il sangue. Oggi uno sguardo sbagliato, una frase sui social, un'invasione di campo, sono tutte offese al rispetto che scatenano la violenza. Ti faccio una domanda. Cosa c'è di diverso tra un pastore che uccide per vendicare il bestiame rubato e un ragazzo che accoltella un rivale per una storia su Instagram? La risposta è nulla. È la stessa identica dinamica. L'offesa percepita diventa più importante della vita stessa. Ieri un omicidio ne generava un altro. Le faide duravano generazioni. Oggi invece uno scontro tra bande genera una vendetta, che genera una controvendetta, che genera un'escalation senza fine. A Napoli, a Marsiglia, nelle banlieue parigine, nelle periferie di Milano, ovunque vediamo la stessa spirale, un morto chiama un altro morto all'infinito. Collaborare con i carabinieri ieri era un tradimento imperdonabile. Oggi chi parla viene punito. La legge del silenzio è ferrea. E anche qui la logica è identica. Lo Stato è il nemico, la vera giustizia è quella che ci facciamo da soli. E ora arriviamo al cuore del problema. Ieri lo Stato italiano era visto come un invasore straniero, incapace di capire le dinamiche locali e di garantire vera giustizia. Oggi, nei quartieri degradati, lo Stato è visto come assente, corrotto o ostile. Le istituzioni non arrivano o arrivano solo con la repressione. E quindi cosa succede? Nasce un sistema parallelo, un codice alternativo, una giustizia privata che sostituisce a quella pubblica. E qui secondo me dobbiamo farci una domanda fondamentale. Perché accade tutto questo? La giustizia privata emerge quando si verificano 4 condizioni. Lo Stato è assente, non arriva fisicamente nelle zone periferiche o marginali. Lo Stato è inefficace, non riesce a garantire sicurezza e giustizia rapida. Lo Stato è percepito come estraneo, non rappresenta i valori della comunità. Esiste un codice alternativo, un sistema di valori parallelo e radicato. Tutte e 4 queste condizioni erano presenti in Barbagia dagli anni 60-80 e sono presenti oggi in molte periferie urbane, da pastore al gangster. Facciamo un confronto diretto. Nella Barbagia del Novecento c'era il codice d'onore pastorale, la vendetta come dovere morale, la famiglia come unità combattente, il territorio come identità, l'omertà verso lo Stato. Nei quartieri degradati di oggi c'è il codice d'onore della strada, la vendetta come risposta obbligata, la banda come famiglia sostitutiva, il quartiere come identità, l'omertà verso la polizia. Cambiano le armi, dal fucile da caccia alla pistola,
Cambiano i luoghi, dalle montagne alle piazze, ma la struttura è identica. E qui ti faccio un'altra domanda. Siamo davvero così diversi dai nostri nonni? O stiamo semplicemente ripetendo gli stessi errori con abiti nuovi? In un contesto di faida permanente succede qualcosa di terribile. La violenza diventa normale. I bambini crescono sapendo che un giorno potrebbero dover vendicare il padre o il fratello. Le donne accettano che i loro uomini possano non tornare a casa. Andare armati diventa normale come portare il portafoglio. E la cosa più inquietante? Nessuno si scandalizza più. E come può svilupparsi economicamente un territorio dove nessuno investe per paura? I giovani emigrano per sfuggire alla violenza. Lo Stato è visto come nemico. L'omertà blocca ogni forma di collaborazione. Non puoi. E infatti, la Barbagia è rimasta per decenni una delle aree più arretrate d'Italia, nonostante le sue risorse naturali e la sua bellezza. La violenza non crea mai ricchezza, crea solo povertà e disperazione. E alla fine, perché si sono fermate? Negli anni 90 le faide barbaricine tradizionali si sono sostanzialmente esaurite. Perché questo? Beh, perché c'è stato un intervento massiccio dello Stato. Operazioni di polizia su larga scala, presidi militari permanenti, cambiamento economico, declino della pastorizia tradizionale, nuove opportunità di lavoro, spopolamento, i giovani se ne sono andati, interrompendo la catena generazionale, stanchezza sociale, dopo decenni di morti le comunità hanno detto basta, e l'integrazione, le nuove generazioni sono integrate nella società moderna. Certo, ci sono state eccezioni. L'omicidio di Don Graziano Montoni al Gosolo nel 1998, alcuni omicidi negli anni 2000 legati a vecchie faide mai chiuse del tutto, ma sono eccezioni. Il fenomeno nella sua forma tradizionale è sostanzialmente finito, e questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Le faide si possono fermare, ma solo con un mix di repressione, sviluppo economico e cambiamento culturale. La repressione da sola non basta. Se arriva solo la polizia, senza servizi, senza opportunità, senza speranza, la violenza si sposta, ma non si ferma. Allora, cosa ci insegna la storia della faida barbaricina? La giustizia privata è una malattia sociale. Non si cura solo con l'arresto dei criminali, serve intervenire sulle cause profonde. La povertà, la mancanza di opportunità, il senso di esclusione. Le vendette sono infinite. Una volta innescata la spirale è difficilissimo fermarla. Ogni morto genera un nuovo morto. Serve interrompere il ciclo, non alimentarlo. L'omertà protegge i criminali. Senza collaborazione della comunità la giustizia non funziona, ma la comunità collabora solo se si fida dello Stato, e si fida solo se lo Stato è presente non solo con la polizia ma con i servizi. Il codice d'onore è radicato. Cambiare la mentalità richiede generazioni. Non si può pensare di risolvere il problema in pochi anni con qualche operazione di polizia. Lo Stato deve essere più presente. Non basta arrivare quando c'è da arrestare qualcuno. Bisogna esserci prima, con scuole, ospedali, centri sportivi, opportunità di lavoro. Bisogna dare ai giovani un'alternativa alla violenza. E infine ti faccio l'ultima domanda. Secondo te stiamo applicando queste lezioni oggi? O stiamo ripetendo gli stessi errori pensando che basti più polizia per risolvere il problema delle gang? In conclusione, la faida barbaricina non è solo un pezzo di storia sarda, è un archetipo universale, è quello che succede ogni volta che lo Stato si ritira, la giustizia privata sostituisce quella pubblica, l'onore diventa più importante della vita, la vendetta diventa un dovere morale. Quella barbagia non esiste più, i pastori con i fucili a tracolla sono diventati impiegati studenti. Orgosolo oggi è un paese tranquillo, famoso più per i suoi murales che per le sue faide. Ma il meccanismo della faida, della vendetta, della giustizia privata è sempre lì, dormiente, pronto a risvegliarsi ogni volta che lo Stato fallisce nel suo compito fondamentale, garantire giustizia e speranza. E questo vale per la Barbagia come per le periferie di Napoli, per le banlieue di Parigi, per i quartieri di Marsiglia. Le armi cambiano, i luoghi cambiano, ma la logica mortale della giustizia privata rimane tragicamente la stessa. Raccontami se ti va nei commenti. Conosci storie di faide o vendette nella tua zona? Hai mai visto questa logica all'opera? Come pensi si possa spezzare il ciclo della violenza? Scrivimi la tua opinione, sono molto interessato. Con rispetto però, attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché solo portando alla luce questi problemi, solo conoscendo la nostra storia, possiamo evitare di ripeterla.
Noi ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie per la tua attenzione, ma soprattutto per la tua pazienza.